Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno Antonino, a te la linea. Oh, buongiorno a te, cara Natalia, che dire di più, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 14 febbraio dell'anno del Signore 2026, San Valentino, auguri a tutti, cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. Allora, bella gente, noi oggi facciamo la nostra puntata e la facciamo con un ospite che torna dopo un po' di tempo. Io ho il piacere di ritrovarlo perché è il presidente del GAS, il gruppo Alfisti Salernitani, il nostro immenso Walter Marano, che è già collegato al telefono, e quindi buongiorno. Buongiorno direttore, che piacere sentirla. E allora, caro Walter, io adesso sto scaricando le fotografie che mi hai mandato, le tante fotografie che mi hai mandato. Aspetta un attimo che vedo di farle avere alla nostra Natalia, perché sono un po' tante, però cominciamo dalle prime, visto e considerato che noi abbiamo un evento domani e questo evento lo vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori. Poi queste altre foto le mostreremo la prossima settimana, perché il nostro Walter tornerà con una storia molto interessante, perché è una storia mezzo milionaria, diciamo così. Non si parla di soldi, si parla di un'altra cosa, ma avremo modo di sviscerare bene il fatto sabato prossimo. Allora Walter, qual è il vostro prossimo appuntamento, quello di domani? Cosa farà il gruppo Alfisti Salernitano? Allora, domani faremo una uscita carnevalesca, faremo un giretto panoramico per Capaccio Pestum, faremo un giro per i templi e dopodiché saliremo verso la montagna fino ad arrivare a Castel San Lorenzo, patria del vino, la famosa cantina vitivinicola di San Lorenzo, qua è molto famosa. Faremo un incontro con l'amministrazione comunale di Castel San Lorenzo, con il sindaco, con l'amministrazione comunale, dove spiegheremo quali sono i nostri fondamenti, cioè quelli della passione per il logo dell'Alfa Romeo. Consegneremo al sindaco un nostro gagliardetto come ricordo della manifestazione. Successivamente andremo un po' a goderci delle delizie del posto, perché a Castel San Lorenzo c'è un torronificio famosissimo che ha oltre 60 anni e che ancora produce il torrone in modo artigianale. Si chiama il torronificio dei nonni, proprio così, dei nonni, perché è stato ereditato poi dai nipoti, i quali hanno portato avanti questo bellissimo, progetto di recupero delle vecchie mura e delle strutture e dei prodotti tipici della zona. Visiteremo questo torronificio con una grande degustazione, ovviamente, perché si deve sempre, come sa direttore, abbinare il ludico alla passione. Successivamente faremo un altro giretto per i luoghi dell'Alto Cilento, fino ad arrivare a fare un grande pranzo tra tutti i soci.
insomma trascorreremo un bel San Valentino con le nostre compagne, con le nostre mogli, chi si porta anche i bambini. Siamo un gruppo di famiglie, ci piace girare, gireremo ancora. Questa è la cosa più importante. Walter, diciamo così, ecco, questo è un periodo un pochettino vuoto per quanto si parla di raduni, di Passione Alfa Romeo, eccetera, eccetera. Prima di tutto, che tempo fa da quelle parti? Secondariamente, quanto coraggio ci vuole a esporre un'Alfa di 40-50 anni fa alla pioggia e alle strade che ci sono in giro per ora? Allora, direttore, il tempo domani è, da noi qua porta nuvoloso, non pioggia, per cui ci sfideremo, insomma, le inclemenze del tempo, ancorché sia brutto, perché noi siamo dell'avviso che chi ha questa passione, la passione è sempre, non soltanto del tempo è bello. Dunque, chi ha veramente la necessità e la voglia di uscire non guarda il tempo. Io, ad esempio, se devo uscire, ho un impegno e ho preso un impegno con amministrazioni comunali, con persone, con posti, per me la parola vale più di ogni altra cosa, per cui si esce comunque e in qualsiasi tempo. E questa mi sembra la ragione migliore, più che altro condividere una passione. Walter, noi stiamo proiettando alcune fotografie, tra queste c'è una Alfa 155 dei Carabinieri, che in realtà non è dei Carabinieri. Tra l'altro ricordiamo che il nostro Walter è un luogotenente dell'Arma, quindi mi fa piacere ricordarlo. Ecco, sta 155 com'è che ha preso la divisa? Allora, questa 155 è una vecchia 155 dell'Arma dei Carabinieri che è stata poi pensionata a seguito dell'età e io l'ho riscattata tramite come dire, dopo il pensionamento si possono avere facendo delle richieste alle ditte che poi se le sono aggiudicate a seguito di gara d'appalto. Dunque io ho avuto il dispaccio dell'Arma dei Carabinieri e l'ho recuperata e l'ho ripristinata come era all'origine. Dunque diciamo che lei è una vera Alfa 155 dei Carabinieri, però chiaramente rivestita con un vestito nuovo a distanza di oltre 30 anni. Mi sembra una buona idea. Poi vedo qua una bella Alfetta GTV di colore bianco. Di chi è sta macchina? Sì, è di un nostro socio, è insomma molto bella, bianco Capodimonte. Diciamo che l'Alfetta GTV è la coupé insomma dell'Alfetta berlina, per chi non lo sapesse. Sì. Spesso confondono l'Alfetta GTV con altre auto senza sapere che non è nient'altro che la stessa Alfetta ma la versione coupé, come la Sprint Sì. è la versione coupé dell'Alfa Sud. Io ogni tanto mi dilungo un po' a spiegare questa storia perché molti si avvicinano o si sono avvicinati da poco e dunque non conoscono molto bene la storia dei modelli. Faccio un po' anche da professore perché chiaramente per chi come noi studia la materia è padrono, no? È padrone diciamo, di questa cultura. E poi insegnare ai giovani che si avvicinano a questo mondo è sempre una cosa bella, sempre con i modi educati e gentili, chiaramente, non da professori veri. Quando ti ascoltano e vogliono imparare sono sempre belle soddisfazioni. Decisamente. Senti, andiamo un po' più a sud. Catania, i nostri amici con Orazio Pennisi in testa del Club Catania Alfa Romeo. Voi avete un buon rapporto con loro? Sì, assolutamente. Stiamo organizzando un evento insieme al Catania Alfa Romeo, insieme al gruppo alfisti di Brindisi e con il gruppo dell'Alfa Romeo in divisa di Fabrizio Carriere a Vibo Valencia. Nel mese di maggio
faremo una 2 giorni riservata solo all'Alfa Romeo. Siamo in progettazione, stiamo progettando questo bellissimo evento che vedrà coinvolte oltre 100 Alfa Romeo che provengono da quasi tutto il sud. Parliamo di Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, e adesso stanno ancora verificando se ci stanno altre regioni che vogliono portare la loro storia in Calabria. Sarà un evento bellissimo anche sotto l'egida del RIAR e dell'ACI Storico. Bene, mi fa molto piacere che insomma andiate a Vibo Valentia, fatevi un bel giro tra Tropea, Pizzo Calabro. L'unica cosa, state un po' attenti alle strade perché da quelle parti a volte capita qualche buca improvvisa, però vedrete che passerete delle belle giornate. Walter, come va invece con i film? Perché come gruppo Alfisti Salernitani voi molto spesso partecipate con le vostre auto ai film. Sì, assolutamente sì, abbiamo finito da poco la fiction Rai TV sul rapimento di Farouk Kassam, il giovane, il bambino sardo a cui fu tagliato il lobo dell'orecchia negli anni 90. Abbiamo girato questa fiction dove abbiamo fornito quasi tutte le auto di scena, la grande maggioranza Alfa Romeo, perché erano le auto delle forze dell'ordine che operavano per conto della Procura della Repubblica nelle indagini per questo rapimento. Dunque abbiamo messo Alfa 33, Alfa 75 e poi altre macchine non Alfa Romeo, ma comunque un bel gruppo di auto sia del gruppo Alfisti Salernitani che dell'Araba Phoenix, che sono poi i due club entrambi affiliati all'ACI Storico e che normalmente lavorano a braccetto. Infatti. Senti, ma ora come ora la richiesta di Alfa nel mondo del cinema a quale decennio arriva? Ma guardi, Cioè, noi quali sono siamo quelle partiti... più gettonate? Sì, partiamo insomma dagli anni 70, che sono i periodi in cui le Alfa la facevano da padrone. Parliamo delle Alfa da inseguimento, parliamo delle Giulia, parliamo delle F7, parliamo delle Alfa 2000, parliamo delle Giuliette inizi anni 80, fine anni 70, inizi anni 80. Diciamo che il periodo in cui si integrano molto le Alfa Romeo collegate con la filmografia, la maggior parte è anni 70, inizi anni 80, fino ad arrivare più o meno verso la metà degli anni 80. Poi inizia un'altra epoca per le Alfa Romeo, come ben sa, dopo la cessione dell'Alfa Romeo alla Fiat nell'86. Inizia anche lì un'epoca diversa per le Alfa Romeo, cambiano un po' le cose e anche nella filmografia si modificano un po' le richieste, perché si va già sulle Alfa Romeo anni 2000, parliamo delle 156 che rivoluzionano un po' e salvano un po' l'Alfa Romeo nel periodo più nero, ad arrivare poi alle Alfa 164, insomma a salire fino a quelle che finiscono con Marchionne. Con Marchionne dunque parliamo di Giulia e Stelvio, che sono spesso utilizzate nei film recenti come auto assegnate alle scorte dei magistrati o ai sostituti procuratori della Repubblica, le Giulia, mentre le Stelvio sono assegnate alle forze di polizia che scortano i magistrati della DDA e altri magistrati, soprattutto procuratori capo di procure della Repubblica importanti. Insomma, non peraltro ultimamente abbiamo visto una rapina a un portavalori proprio fingendo di utilizzare auto della polizia e in prima visione si vede una Stelvio con il lampeggiante, che è quella tipica delle corti magistrati. Ecco, insomma, diciamo che anche il tempo della 166 sta arrivando, va?
Assolutamente sì, non stuzzichiamo ancora il palato dei nostri ascoltatori, ma diciamo che ci siamo andati vicino al prossimo, il prossimo intervento, li faremo divertire. Bene, questa è la cosa più importante. Walter, oltre a questa fiction per la Rai, che altro avete fatto al cinema ultimamente? Abbiamo girato un docufilm negli ultimi giorni su Alfonso Gatto, che era un Sì. professore, un poeta salernitano degli anni 70. Dunque abbiamo messo la macchina di scena principale, la protagonista, che non è un Alfa Romeo, in quanto lui viaggiava in una mini minor, Sì. degli anni 70, una mini minor del 75, insomma molto, molto carina. Abbiamo fatto questo documentario, abbiamo finito di girare domenica. Molto bene, molto interessante. Allora, per concludere la nostra trasmissione, sono già le 9:54, riassumendo, quindi domani abbiamo come appuntamento questo raduno di carnevale, per cui domani si va a Castel San Lorenzo, provincia di Salerno, programma, leggo qua il programma, ore 8:30 ritrovo degli equipaggi allo stadio Luigi Pastena Battipaglia, ore 9 trasferimento a Castel San Lorenzo, esposizione delle Alfa Romeo in piazza Giovanni Paolo II e consegna dell'attestato di ringraziamento al sindaco Coffee Break. 11:30 visita guidata con degustazione presso il torronificio dei nonni di Castel San Lorenzo, beati voi. Ore 13 pranzo presso il ristorante La Stella del Calore di Castel San Lorenzo. Quota di partecipazione Euro 5 gratis per i soci del gruppo Alfisti Salernitani, quota pranzo menù adulti 25 €. Per chi volesse aggiungersi all'ultimo momento, dove devono chi devono contattare? Ma guardi, possono contattare i numeri che sono sulla locandina o la segreteria del gruppo Alfisti Salernitani sulla mail. Saremo contentissimi di ospitare eventuali altri alfisti che si vogliono unire a noi. Siamo oltre 20 equipaggi, una cinquantina di persone prenotate al ristorante. Insomma, faremo un bel colore, un bel numero. L'Alfa più vecchia qual è? Ma porteremo una Alfa Giulia Sprint 1600 del 62. Ah, mamma mia. Le ho messo anche la foto, non so se l'ha vista, bianca, molto bella. Sì, no, ho dato un'occhiata prima. Milano. Per altro Milano. Bene, bene. Insomma, si parte pesante domani, ho capito, molto bene. Abbiamo Per chi parecchie volesse... macchine carine. Abbiamo un SZ sì. del 91, una 3000 V6, abbiamo una Giulietta Spider prima serie del 57, 58, non ricordo bene adesso l'anno, Alfa 75 3000 V6, vedo quelle nell'elenco, insomma quelle che si sono prenotati, vedo Alfa 75 2000 Twin Spark, Alfa Romeo GTV 2000, vedo un Alfa 33 prima serie, un Alfa Sud 1002, poi aspetti che sto scorrendo, un Alfa 6 2000 V6 Busso, questa Alfetta mi sa che la 1008, conosco. Alfetta 1008 scudo stretto. Insomma, direttore, divertiremo. Se il tempo purtroppo non è dalla nostra parte, ma speriamo che almeno si apra un po' per darci almeno la possibilità di stare un po' fuori e di far godere anche questi spettacoli a chi aspetta noi per vederli. Insomma, praticamente manco solo io a sta cosa, va bene. No, ma prima o poi dovrà essere dei nostri. Noi dobbiamo organizzare qualcosa come quando qualche anno fa ci siamo inventati quell'evento che ha fatto storia, insomma. Come no? Lei se lo ricorda perfettamente, insomma, ma non lo vogliamo spoilerare perché è probabile che potremmo fare un'altra puntata ricordando
quell'evento che ebbe un successo clamoroso in zona. Peraltro Perché no? ultimamente ci vedremo la terza saga, per cui parliamo chiaramente di Benvenuti al Sud, e noi Esatto. vendiamo Benvenuti al Sud, mitico direttore. Chi se la può mai dimenticare quell'evento? Fu bellissimo. Esatto, sì, il nostro Walter si riferisce a questo raid che venne fatto nel lontano 2019, quando esisteva il garage dell'Alfista in formato cartaceo, si chiamò Benvenuti in Alfa Sud e siamo stati graditissimi ospiti, trattati veramente coi guanti gialli dal nostro Walter e dagli amici del Gas e dell'Araba Phoenix, in quella appunto di Castellabate, dove è stato girato Benvenuti al Sud, il film con Claudio Bisio e Alessandro Siani. E in particolare, vabbè, noi abbiamo fatto una serie di foto, alcune sono finite anche nel famoso calendario del garage dell'Alfista che uscì nel 2020. E poi l'altra cosa è che nei giorni scorsi, insomma, sapete che proprio Siani ha detto: guardate che potrebbe esserci a breve un Benvenuti al Sud parte terza, e quindi noi a maggior ragione aspettiamo di vedere l'evento e aspettiamo di vedere anche le vostre alfa tornare a recitare sul set, che diamine, è il minimo. Sì, mi sa proprio di sì. E allora, in bocca al lupo per domani, con i migliori auguri di successo, e che dire di più, noi ci ritroviamo sabato prossimo per questa puntata mezzo milionaria. Benissimo direttore, la prepariamo in settimana e ci aggiorniamo presto per i dettagli. Salutiamo tutti gli ascoltatori e gli alfisti che ci vogliono bene, ci seguono, e le auguro anche a lei una buona giornata. Grazie ancora. Allora, noi chiudiamo qui, adesso linea alla rete, e grazie per essere stati con noi. Se volete, lunedì 18:05 trattabili, torniamo con Zoom il drive time in mezzo ai fatti, altrimenti appuntamento il 21 di febbraio per la prossima puntata del Garage dell'Alfista. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato il Garage dell'Alfista.